caro mi fu quest'elmo colmo e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella, i sovrumani silenzi e profondissima quiete, io di pensieri mi fido, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io, quello infinito silenzio, a questa voce può comparare. E mi sovviene eterni, e le morse stagioni, e la presente viva, e il suo dire. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio, e il naufragarne dolce in questo mare. Buongiorno, benvenuti tutti, sono Rosella Pellerino, sono il direttore scientifico di Spaziosità, che è un'associazione che da oltre 20 anni, proprio quest'anno festeggia i 20 anni, si occupa di tutela e di diffusione della lingua e della cultura occitana, che da alcuni anni insieme all'Unione Montana Valle Mare organizza in novembre e dicembre una giornata di studi storici dedicata agli eventi e ai periodi nei quali la grande storia, quella con la S maiuscola, ha incrociato le vicende della Valle Maira. Quest'anno, un'idea di Secondo Garnero, che ci ha detto l'infinito e che è un po' il nostro Deus ex machina, che ci suggerisce sempre degli spunti, il grande protagonista è Napoleone. Napoleone a 250 anni dalla sua nascita, a 230 anni dallo scoppio della rivoluzione francese, ma per parlare non tanto della figura dell'uomo, della figura del condottiero, ma di ciò che comportò la rivoluzione francese per le nostre valli, in termini di cambiamenti, di invasioni, di innovazioni. E l'iniziativa è ideata nell'ambito di quel progetto che qualcuno di voi conoscerà, Valle Maira, 28 maggio 2028, 1000 anni di Valle Maira, quindi 1000 anni dalla prima attestazione scritta del termine Valle Maira, col sostegno della Regione Piemonte e della Fondazione CRC, che ringrazio oggi nella persona della consigliera generale Maschena, che ci ha fatto il piacere di essere qui con noi. Il ringraziamento per la collaborazione ovviamente lo estendo anche alla Fondazione Centro Culturale Valdese, di cui questo direttore, al Conservatorio Ghedini di Cuneo, che si esibirà stasera con un concerto, alla Società per gli Studi Storici, Archeologici e Artistici della provincia di Cuneo, al Comune di Dronero, alla Parrocchia di Dronero, al Cinema Teatro Iris e alle scuole di Dronero, naturalmente, che con la sua dirigente, i professori e voi tutti allievi dell'Istituto Alberghiero Virginio Donadio, dell'azienda di formazione professionale delle scuole medie, avete accettato con entusiasmo, come già negli anni passati, il nostro invito a partecipare a questa giornata così importante. E infine, appunto, non ultimi, anzi tutt'altro, ringrazio e presento velocemente i relatori che oggi ci aiuteranno a approfondire una tematica che ci sembra così lontana nel tempo, ma ci sembra anche molto complessa, ma in realtà è tanto interessante e tanti agganci ha con la quotidianità del giorno di oggi, perché molte delle cose che utilizziamo, molte delle leggi, molte delle innovazioni le ritroviamo ancora utilizzate al giorno di oggi. Il titolo, La Valle Maira Napoleonica quando eravamo francesi, ricordo che vuole proprio indagare questa cosa, questo periodo napoleonico e le ripercussioni che hanno avuto all'epoca e sul territorio alpino, che era frontiera franco-piemontese, ma che fu, non so se abbiate già affrontato il periodo storico con i vostri docenti, appartenne proprio alla Francia per un certo periodo. Interverranno Pierangelo Gentile dell'Università di Torino, grazie, il professor Secondo Garnero, che ci leggerà anche un contributo dell'ingegner Luigi Massimo, e il professor Roberto Olivero, poi avremo l'intervento di Davide Rosso
e il suo contributo sarà anche l'occasione per lanciare la mostra. L'avrete forse già intravista all'ingresso, oggi eccezionalmente l'abbiamo allestita su questi pannelli sotto i portici, ma sarà poi visitabile presso il Spazio Sitan fino al 1 di febbraio. La mostra si intitola L'aquila del Refuge Napoleon del Colle della Croce, e che è messa appunto a disposizione gentilmente dalla Fondazione Centro Culturale Valdese. E concluderà gli interventi l'avvocato Giampiero Moschero. Concludo spiegando il perché dell'infinito. Sapete, forse avete fatto Giacomo Leopardi, era fortemente misogallo, sia lui che suo padre, quando passò Napoleone nel 1798 da Recanati. Il padre di Giacomo non volle neanche uscire per strada, che era il nobile più in vista del paese, si rifiutò, e anche il figlio fu fortemente antinapoleonico, lo considerava un oppressore. Ma Napoleone è una figura che nel bene o nel male ha lasciato una forte impressione in tutti, quindi è un personaggio che sicuramente non ha lasciato indifferenti i suoi contemporanei. E l'idea del professor Garnero è stata quella di leggere l'infinito proprio per prendere spunto da questa lirica, dalla cui stesura quest'anno si festeggiano i 200 anni, per aprire il nostro sguardo dal nostro microcosmo, dalla Valle Maira, dal Piemonte, dalle nostre montagne, verso i grandi eventi della storia, verso la storia passata, ma anche verso quella contemporanea. Quindi poi secondo ci giustificherà ancora meglio magari questa scelta. Io non dico altro se non rinnovare appunto il mio ringraziamento e augurarvi una buona giornata. Lascerei la parola al primo dei nostri relatori, che è Pierangelo Gentile, ricercatore dell'Università di Torino, con il suo contributo che ha il titolo della Grande Nation al Piemonte, riflessi rivoluzionari al di qua delle Alpi. Grazie e buona giornata.